Già guarda tutte e due. Ma io no. Voglio fornire. Fai delle figure, mi metto a pensare che mi dice. Ma già avrei proprio. Vieni, Piano piano. vieni. Adesso ci sediamo vicino al bar di Indriuccio, ci prendiamo un caffè, facciamo un mezzo per ciascuno e poi ci ritiriamo. E io non ne voglio mezzo. Quanto ne ne vuoi? voglio solo un cucchiaino. Ma tutto quello che vuoi tu, Colombina mia. Bella, tu sei il mio Giglio, la mia Colombina. Io ti adoro, ti amo. Bella, come sei bella. Qui sono invidioso della tua bellezza, amore. Ah, che tesoro, che tesoro. Io sono felice di avermi trovato un tesoro come te. Siedi. Grazie, amore mio, grazie. Di che pare che hanno fatto? Siedi, adesso chiamiamo Liuccio e poi ce ne andiamo, ci prendiamo il caffè. Sei stata una creatura. Ecco qua. Buonasera signori, Buonasera. Buonasera. State zitti tu. Buonasera. Buonasera. Grazie per la vostra risposta, ma ci sono altre persone. Io ho detto buonasera e sappiate che l'educazione è sempre una cosa buona. Ecco. Buonasera. Ci ha fatto la carità stufatente. Buonasera. Guarda che andare a ruota assieme, Ci ha fatto la carità. Stai zitto, tu stai zitto. Ma fai Ma già sta zitto. Gertrudina mia cara. Amore, dimmi tesoro. Cara, vedi, io ti porto tutti i giorni a passeggio. Ti porto perché ti voglio bene, ti amo. Ti ho sposato con tutto l'affetto, con tutto il calore e ti tengo sempre nel portuso del mio cuore. Grazie. Era per tu, sì. Ma voi questo venite a me se vi sfottere la gente? È solo il tuo Calmati. Ora, eri scienziato. Fate venire una cosa. State gli indiani, Bella. Come? Sfottere a mia moglie. Ma quando mia moglie è pure limpida. Ma quando vai a sfottere, ingoitare semmai. Una bellella. Un po' di pazienza, certo, non arrabbiarti, quelli non sanno quel che dicono, perdoniamoli. Perdoniamola. È pure limpido. Che era stesso bagno troppo con noi, capito? Peccato che fa pipì. Stavo accattando. Guardate, che come si permette. Io lo so perché tu sei venuta qua, io lo so. Perché? Perché vuoi fare un guaccio con mio marito. Silenzio tu! Lazzara. Gertrude, adesso ti prego, lei ha toccato il mio frontespizio e adesso aspetta a me a parlare. Che tu fate chillo là? Donna Teresa, come vi permettete di osare simili termini ai cospetti di mia moglie Gertrude, che pure limpida mia moglie è candida? Dicella che la candida tua moglie che facesse sta guida a mio marito. Mia moglie non si permette mai di guardare sto mucillo del marito vostro. Scusate, quella mia moglie non sa quello che dice. Non lo sa, non lo sa. E mi ha fatto dimenticare, mi fa dimenticare delle cose importanti vostra moglie, perché non sa quel che dice. No, Ha detto così Vincenzino, vi raccomando per il carico di stanotte di fare un servizio a dovere, lui ha delegato tutto a me. sì. Ma si minora dell'incarico a Salvatore. Ma per che cosa? Per portare le sigarette da bordo a terra, ma non per il conteggio delle casse, è per il conteggio che sto in ragione, sennò che ragioniere sono. Anche lui. Questa notte vengo anch'io. No, tu no. No. E perché? Perché no? No. Ha fatto la canzone, capito? No, ma non ti preoccupare, tu non puoi venire. Sentite, è meglio che non venite, sapete perché? Perché sennò mettiamo in coppa lo scafo e vi mandiamo a Civitavecchia. Hai visto per causa tua che figura devo fare? Mi ha fatto ringuollare sti 4 scie, Ma è scemo chi fosse, non è? ma voi sentite vostro marito, come si permette di usare simili termini a me, Achille Petrosino, marito legittimo di Gertrude Pappagallo, che discende dai nobili principi? Mamma! Lo ripeto sempre! Andiamo, senti cara mia, perché qui non si può stare più. Questo è un quartiere che noi non ci dobbiamo più accostare. È meglio che non venite Non mi più. sento Sì, perché sono stanca. Sono stanca un po'. Ancora pochi minuti e poi ce ne andiamo.
Amici, buonasera a Ciao, tutti. brigadiere. Che tutti quanti riuniti stasera? Andiamo da Piazza Pulita, l'ho trovato, E stiamo facendo 4 chiacchiere fra amici, così... Avete pulito la piazza un'altra volta? Bravo, bravo. Avete pulito la piazza? Brigadiere, quando la piazza è pulita, la panza soffre. Beh, e tu perché non dici a tuo marito che va a faticare? Guarda, io sono La allergica alla fatica mio marito, e chi vuol dare? Chi ci vuol dare sta fatica? Io sono allergica alla fatica e poi io sono stato contrabbandiere dalla nascita, e però contrabbandiere onesto. Onesto, Hai capito no? Sei Onesto dalla nascita sono stato io. Ma quello se tu avrai a fatica avrà già lo Io brigadiere. sono allergica alla fatica, cosa stai dicendo? Piuttosto, dicetemi una cosa. Stanno tutti riuniti, qualche partenza in vista, forse? Ma che ci avete pigliato per commessi viaggiatori, a noi che stiamo partendo per andare a tre? Noi siamo persone... Mica partimmo noi. No. Vabbè, ho capito. Tu non puoi faticare, solamente un contrabbandiere. Tu ad esempio pigli Donna Achille, pigli l'esempio, no di Donna Achille, fu ragioniere. Ma no, non si sa più chi fa. E non si è mai potuto sapere chi è che porta la contabilità, Donna Achille. Signore. Brigadiere, mio marito, Io. Achille Petrosino, Sempre io. fa il ragioniere con tanto di diploma, Tanto. onesto, Onesto. e naturalmente va da chi più lo paga. In questo caso, signora, noi da parecchio tempo che andiamo in cerca di un ragioniere. Sì. Poi vanno a fare i conti direttamente a Poggio Reale. Va. Già io, là mia mamma, io mi hanno carcerato. Stai zitto. Brigadiere, sentite, scusatemi, ma voi parlate in modo come se io facessi dei mestieri poco per bene, loschi. Io sono una persona per bene. Ragioniere, Voi forse parlo con il linguaggio che mi impone il mio regolamento. Vabbè, ma dimenticate sempre che io sono Achille Petrosino, marito legittimo della qui presente Geltrude Pappagallo, che discende dai nobili Ragioniere, principi questo già lo so. eccetera. Questo già lo so. Amen. Va bene amici, mi raccomando, io sono di ispezione, sto facendo un giro di ispezione, ma visto che la piazza è pulita, mi raccomando, tutto calmo, ci vediamo più No, tardi. brigadiere. Brigadiere, Vieni qua, dove vai? Dove vai? Che lui il brigadiere certe volte si sbaglia. Vediamo una mano, che ci vedremo più tardi. Ah, dove vai? Ciao, Andiamo, se ne andate ragazzi, andiamo anche noi. Su, noi amici, noi ce ne andiamo. Ci vediamo stanotte sul campo di battaglia. Ci vedremo a Waterloo, ci vedremo. Andiamo, via. Achi, Dimmi. non andare perché io ho paura. Piccola mia, hai ragione. Come faccio? Ma io devo andare per forza, devo lavorare, capisci? No, Achillu, No, devo andare, Geltrude. no, Achillu. Vieni a casa, vieni, Geltrude. Ma non vai, anche tu sei il sombrero, dove vai? Zitto tu. Le siete, parla sempre. Ogni notte te ne vai e mi lasci sempre sola. Qualche volta questo fiore, quel che fa, non lo saprà. Ma perché la lasci sola? Se non sbaglio l'ho capito. Uè, tu non sei buona a tuo marito. E a Ucedrula, vuoi mamma? Vedete che ho passato per colpe questa fissata. Qualche giorno veramente perdo scorno e mi scordo del casato dei marchesi Pappagallo. Aro vai con chi sti cal, me vattene a parte là. Brava mia, ma sei brava. Donna ti, mo facito favore, o citrula, portate la casa, che siamo come stanotte, certamente Totò li ha fugati. Ne Totò che resto fatta, chi c'era sta confidenza? No, chi le parla confidenze, portate la parte là. No, a chi non voglio. Ma tu vira
a sta scimmia tarzana, fa sti uomo che fuori settimana, non ha chi ne porta da vella, che se no si scioglie lo scenello, ma avrete la poca, ma ne Ah, bravo, allora così stanno le cose. Esatto, maresciallo, stanno così. Benissimo, benissimo. Bravo. Vedete, maresciallo, io vi volevo dire questo. Quello che io sto per dirvi non è una spiata, ma è solamente per avvedermi nei vostri riguardi che tutto quello che vi dico è la sacrosanta verità. Difatti, mi sono trovato giusto con le tue parole. Già, mancava solamente Salvatore Santoro, il mio protetto. Bravo, bravo. E volete che stanotte sarà proprio issa a comandare la parlanza ambasciatore, perché è issa che si trascina tutto il quartiere a fuoco contrabbando. È proprio issa che ha pigliato su carico di sigarette. E tu come hai fatto a sapere tutte queste cose, Vincenzi? È perché Salvatore voleva fare socio suo, ma io gli ho fatto capire che col contrabbando non ci voglio avere niente a che fare. Bravo, hai fatto bene. Io ho sempre capito che tu eri un bravo giovane. Benissimo, il mio protetto. Però voglio vedere stanotte quando sarà circondato da 4-5 camionetti nostri, come la mette l'uomo, non Salvatore. Sì, ma lasciamo, voi dici da pure, però io mi metto Paolo Sosi, ci ponno per il camion insieme e poi sospettare qualcosa. Scusa, che possono sospettare? Perché non ci siamo potuti incontrare per strada, Vincenzi? Esatto, ma dato che oggi spasa la voce come trovava la Sicilia, e allora se ci vedono insieme certamente va a mondo fatto e sospettano qualcosa sicuramente. E perché spasa sta voce, Vincenzi? Per non essere più scocciata. Bravo, lo sai che facciamo allora? Facciamo appena una bella tazzone di caffè, a noi in un baracca. Io sono di servizio a basso fuori. Strada facendo per raccontare tutto il fatto e mi fai sapere un responsabile chi è. Dici da pure, io mi sento onorato di offrirvi il Ora è caffè, tutto maresciallo. mio. Non ti preoccupare, state andando senza pensiero. Salvato da raccomando, non mi fate andare a pensiero, a fare quello che fai. Ma io non capisco quale pensiero. È la prima volta che vado a fare sigarette. Sì, hai ragione, ma che a me, Io io mi oggi- sento ancora scuro. Ma pare come se dovesse succedere qualche cosa. Io oggi capito perché stai così. Non perché vado a fare sigarette, ma perché rimane per prima tuo figlio nostro ci lascia e se ne va in due collegio. E perché stanotte? Mamma, e manco mi è un'altra volta. Ma come te la chiarisci che tu non hai dato nei pensieri per me? Ma allora come fai tu non mi vuoi bene? Io se mi vado a chiudere per il mio avvenire. Perché quando mi faccio rosso, vado a fare il Signore, a te e a papà mio. Grazie, figlio mio bello. Io so, tu tieni sentimenti, tieni un cuore nobile. E quando sarà che gli giorni che tu diventerai una persona importante, mamma tu non morirà la gioia, figlio mio bello. E non Gianni, mamma, non fa così. Non t'avvali, che il tempo passa presto. E tu come a tutte le mamme del mondo, se andrai ai palpi di calore lo figliariello tu. Sì, figlio mio bello. Mo chiamiamo donna Toto! Andiamo che è tardi, andiamoci, andiamo! Si è fatto orario, si è fatto. Oh, dammi basta che consideriamo gli Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ma pensiero che sta tranquillo, non ti preoccupare. Lo so, Insomma tu, la miseria è come la tosse, te lo sai, non si può nascondere. E sorte tu sei. Poi fallo faticare, non ti preoccupare. Toto, Chi è? ti raccomando a papà, non fa faticare. No, non ti preoccupare, fatica su lì, fatica. Ma guardate questo figlio mio, guardate, si preoccupa che il padre si sciupa, capite no? Io quello mi si sciumava, come sta qui, e sta scarica riesce a voi Tere, sai Pappaniela si va a chiudere? Sì, si va a chiudere in dopo con legge Sant'Antonio a Capimo. Oh, vero? Nada volta, cominciamo. E perché? È perché io voglio studiare. Dice che faccio in mezzo a voi a vendere sigarette? È meglio che mi vada a chiudere in dopo con Hai legge. ragione, voglio. E quando ti hai imparato a scrivere, mi pare pure a me fai mazzarella, a me mi piace fai mazzarella. Andiamoci, andiamo, alzare, muoviti. Senza Ma mazzarella. poi ti raccomando, ma che te ne vai non ti scordai, mamma Doce. No, Discutete. io scordarmi. E come posso scordare? E voi, e mamma, e papà,
E voi come avete cresciuto in questo quartiere? Io vi tengo sempre in conto, a tutti quanti. State buoni. Fu bravi, capito? Salvato da State raccomando. buoni. Non mi fate nero Sta pensiero. senza pensieri, deve essere 4 mesi e 5 stiamo a casa, ne paura. Ciao, beh. State buono, ma basta con pensiero. Andiamo bene, andiamo. Ciao, sceniamo. State accorti. La giacca benda di due squadre. Sanno tutte cose là, siamo già preparati. Sarà portato. Io sono organizzato. Come siamo pronti? Che c'è? Poi lo Siamo pronti? E Chi io siete? accompagnato. Non mi conoscete? Chi siete? Ah, voi non mi conoscete? Chi siete? Io non lo so. Come? Eh, Non lo sapete? no, dico, lo so io chi sono. Botto no, dobbiamo andare sempre. Avete ragione. Che c'è? Questa è una bella serata di scirocco. Che state facendo? Mi sto sbottonando. sei pazzo. Ma siete più sciolto, amico mio. Ah, più sciolto. Che fate? Ma Più poi sciolto. balletto. Più sciolto del parlare. Andiamo, bella leva. Chi Ma siete voi? mandate. A capo pulito. Ecco qua ve lo spiego subito. Non Ma a mi- me mi conoscete pure. Io come vi conosco per E parlate, facete da nome. me. E morite. E avete parlato, E parlate, facete da impresa. E allora? Chi siete? Aspettate, datemi il tempo. E datemi vacanza. Qui non me la do. E ma vacanze. Ci vuole. E la vacanza. Chi siete? Ecco, ve l'ho detto io chi sono? No, e ve lo dico adesso. Io sono il ragioniere Achille Petrosino, Sì. marito legittimo di Gertrude Pappagallo che discende dai nobili principi Pappagallo, eccetera, eccetera. Lo sapevate? Ah, voi siete un ragioniere. Ah, ciò Siete un sapevo. ragioniere Vicenzino. Esatto, e Io sono Salvatore, piacere. molto piacere. Ah, mano Che c'è? Vander. Ah, mano Vander. Ma manderlo. Vabbè, andiamo, se è fatta tardi, ragioniere. Vi raccomando, don Che Salvatore, don Vincenzino ha dato a me il carico, ha delegato tutto a me. La contabilità. Per la contabilità. Ho fatto un lavoro molto bechino. Non Tengo fate... la paranza e guaglione tutto quanto attivo. Ah, mi fa piacere. Da 4 e Così ci 14. spieghiamo presto presto. Andiamoci, E ragioniere. occhio alla finanza, Ma qua finanza, Occhio ligio. Andiamoci, ragioniere. Don Salvatore, io sono il Andate ragioniere Achille Petrosino, Andate marito legittimo. Satatti e moda! Satacco! Quante soldi assai! Ma che è? Non sai come vi vedo? Non vi sentite proprio? Che adesso? Lei non voleva che il marito mio va a far stucare che sigarette stasera. Tengo ancora scuri. Che volete fare? Fa una cosa. Vieni da una parte ridere, sei rimasto tu sola, così ci fai compagnia a me e a figlio. Andiamo, vieni da rindare da me, ci mangiamo qualche cosarello. Voglio mangiare qualche cosa. Andiamo, Ma ci ho pigliato troppo collera, avete capito? Tengo lo stomaco vuoto. Venite, non mamma. Lo dicevi, stai buono? Sì. Non sia mai maronca che un delinquente assassino ci trova a mezzo. Caso c'era una cisa e non visto. Non vi preoccupate, non mamma, ci guardate fuori. Ma fammi un favore. Va in da casa rassunta e fammi lasciare il caffè. Sì, non vi preoccupate. Donna su, uscite un momento. E che fai? Fai quindi là? Vado più tardi. Donna Mari, vado a parlare una cosa necessaria. Mamma? Sì. Ah, ma io che si tratta? Sto un capo a te. Per me? Perché marito ti si trova in da un brutto guaio. Marito mi dà una portuaia. E che si tratta parla? Io se sto con Dio mi cerco di salvare. Si tratta di Vicenzino. Non è un amico. Chi è un assassino, è uno sbirro, un confidente della finanza. E se ha fatto sto guarda, l'ha fatta perché al marito dovevo mandare una macia. No. O vuoi far restare, solo così sei libero con te. Dio, ma posso mai essere così ferma, così schifosa? Ma però, se tieni in mente di fare qualche infamità non avrò tempo, perché io femmine buone mi scordo che tengono figli, mi scordo che tengono una casa, io cerco questa in mano a me stessa. Ecco fai. Poi in galera figliola figliola. E fa felicità chi l'essere. Perché chi non fame e carogne sarà felice solo si muore. Ma di come hai fatto alla sta vicino per tanto tempo? Come hai fatto alla sta vicino a chi sta essere malvagio? È stata sempre una carogna che l'hai conosciuto. E poco da già dice, sorella mia. All'inizio mi trattavo come una regina. Poi si è cagnata. E mano a mano mi maltrattava sempre, facendomi diventare schiava sola. Che destino infame che è tenuto, sorella mia. Ma non ti piglia paura. E ma che hai visto tu che anima nobile tiene, come tu hai pensato di mi aiutare a me, non ti preoccupare. E sarà già per te come una sorte. Mamma cerca di aiutare il marito. Sì,
Donna Ma, Sì. Donna Ma, che sta passando troppo tempo, non ce la facciamo più. Hai ragione, ma piglio voglio a Teresa e chiamala a pascio pure. Fammi presto. Assù. Salvatore, Assù, abbiamo avuto la finanza vuota, hai capito? Lo so. C'è stato conflitto a fuoco, ci sa due finanzieri. No. Ma non avevamo sparato lui. Non li faceva troppo stasera, capito? Ma non ne avevo. Sì, mi hanno mandato macello, è stata una famiglia nostra assai. Non sto molto buono camisa, addomo una gianita. Salvatore, Addomo. ma te ne parte tutta. Sì, con la cavalleria. Come? Maresciallo, quella parte, maresciallo. Sì, guardate tutte le strade. Anna su, non facciamo scherzi. Che la finta faccio lasciare il vostro marito. Maresciallo, ma che state dicendo? Sto dicendo la verità. Ecco uno da acá mio marito. Sì, Che non ci sta. sta rindere, Anna su. Non mi fate commettere pazzie. Maresciallo, ma preghiatevi. E io vi prometto che all'arrivare in boia a mio marito non lo trovate più in tuo quartiere. Ce ne hanno due fratelli che sta a Palermo. Ma voi a dove le brigate, facete un bene per carità. Anna su non posso fare niente. Faccio sempre difesa come i figli. Ma stavolta stanno morti. Maresciallo, la vita è una pietà, il lacrime sta povera femmina. Non l'accerita la vita. Fate silenzio voi. Non figli. Io non ho chiesto né avvocati né difensori. Avete ragione. Voi non avete bisogno di avvocati. A voi vi servono i sbirri e spioni. Ma come ti permetti? Se continui a parlare ancora su questo tono, ti porto dentro per calore. Assù, ti prego, non mi costringi a pigliare la porta. Non c'è bisogno, è brigadiere. Sto qua a disposizione vostra. Mi dispiace, Salvatore. Mi dispiace, Salvatore. Ma penso. 2 giorni, guardi, il nostro stanno acceso là. Abbascio squadrutta, adoro. E io sto capo a sapere che ha sparato. Noi non avevamo sparato. Io posso, papà, con la legge vostra perché faccio contrabbandiere, ma la legge e Dio sono innocente, brigadiere, perché io e i compagni miei non avevamo sparato, capite? Comunque chi ha sparato, questo lo si vedrà. Pensate, Dio voglio appena 20 anni. 2 giovani brigadieri, 2 finanzieri con pochi giorni di servizio e poi la vita accesa. Io? Sì, tu! Perché ti ha accusato, non si può sbagliare. A me? Sì, a te. E chi mi ha accusato a me? Chi? Faccio sempre difesa con mio padre, Salvatore. Sempre. Ma stavo dimostrando non mi legge e ha già fatto le mie, Salvatore. Brigadiere, non vi portate a papà mio. Papà mio è buono, è bravo. Non vi portate, brigadiere. Non ti preoccupare, perché se tuo padre è innocente, tornerà senz'altro. Te lo prometto. Papà, papà, non aveva paura. In viso, brigadiere. Papà torna presto, sì? Perché papà è innocente come a Cristo in croce. Non ti preoccupare, figlio mio. Non ti preoccupare. Salvatore, Pappaniello rimane non va più a nessuna parte. Ma tenga qua con me, oh figlio mio. No, Assù. Portalo con legge. A così voglio. Fa conto come se stesse in mezzo a voce. O figlio mio ha da studiare. Perciò portalo con legge. E di mano a te, quando avevo con legge ti accompagno mamma e Teresa, via. Hai capito? E ora dammelo bacio, figlio mio. Dammelo bacio. Papà, che sei l'ultimo vaso che tronco. Perché ma non ti vedo più. Non ti vedo più, papà. Ma che dici a papà? Papà torna presto, non ti preoccupare. Salvatore, va, non ti preoccupare. Che noi si pure mai a cercare carità. Ma ti mettiamo meglio avvocati di Napoli. E ti facciamo uscire. E ve ne arra sempre a galla, la verità. Se saprà sempre che ha commesso questa grande infamità. E ti giuro, ti prometto, che pagherà con sangue, con la vita. Parola mia, parola da femmina, con la vita pagherà. Salvatore. Sì, brigadiere. Va, figlio mio. Va vicino a mamma, va. Papà, Non ne hai chiangere, figlio mio. Non ti voglio per i chiangere, ma che me la paga. Andiamoci, a brigadiere. Andiamoci.
insomma, oh figlio, no, stai facendo auto a luce, a Nazareth. A notte non dorme e ti metti a scrivere. La mattina ti metti a camminare a Nazareth, ma insomma è impossibile, ma in già poi ci va a finire che va a galera. Sono 8 mesi che sto cadendo io. Sono 8 mesi. A che dici? La notte scrive. Ma che hai scritto stanotte, si può sapere? L'hai scritto? Ora. Lo sapevi che hai scritto? Che scritto? Hai scritto una bella canzone, in tasti muro sono diventato un poeta. Hai scritto la canzone? È una storia un po' tragica. È una canzone tragica? Un marito e una moglie, ma tu quando lo fate, cammina a piedi. Già, mi ha lo so. Giocate, dietro ti dico. Ti stiamo dicendo, un marito e una moglie. Un marito lascia la moglie. Ma no, tu mi vieni tu a rete, poi com'è? Mettete innanzi a me allora. Allora innanzi a rete, io non mi trovo poi, capito no? Un marito lascia la moglie. Che facevi? E siamo a tetto con un'altra femmina. Guardate! Un mondo è morto, poverello, ma ne ha chiamato la moglie. E poi? Niente, mo ci non questo titolo qua. Come la chiama? Fammi sentire. Si chiama Te prego. A me? Te prego, resta poco, non voglio restare solo, a notte fa paura, non mi fa riposare, sto sonno tutte notti. Ma venatura manda, te prego nato poco, non sciupaghi sto momento, non ho più caso contento, ma fa stai vicino a me. I sono stato in fame assai, te l'assai per un capriccio, che ha distrutto la vita mia, e mo cerco scusa a te, amore nato poco, come bella eternamente. Io vorrei amore contento, a stringere in braccia a te. Io sono stato in fame assai, te l'assai per un capriccio, ha distrutto la vita mia, e mo cerco scusa a te, amore nato poco, fermo tempo in un momento. Non vorrei che sto morendo, per restare sempre con te, per restare sempre con te.
Oh, è bella sta canzone, è proprio bella, lei. Mi ha ma che diventa a fuoco poeta? Diventa a fuoco poeta? Tira a stoffa, sto. Ma io non ci posso pensare. No, non ci posso pensare. Non ci posso pensare. Mi scrivi il canzone oggi pensa. Ma chi è stato? Come ha fatto a volare? Chi ha volato? Come è volata sta palomma? La palomma, ma non credo che erano i farfarielli, casciano parecchi farfarielli. Pure il palomma sta, pure il... Stai calciato da 8 mesi e non stai ancora Oggergo. Oggergo non lo conosce proprio. Oggergo, è una cosa che sbaglia, che ne sai, Oggergo. Oggergo era mala vita. Ma io sono nullino. La palomma, capite? Crea la palomma. Ciuscia. La ragazza ciuscia, coppa. Ma che stai capendo? Che ne sai, tu dici ciuscia. Ciuscia, cioè... Vuol dire ha spiato. Ti ha fatto a spia, capisci? Gli ha fatto a spia. Si sa chi è, io non lo faccio niente, non mi credo. Fai pure. Niente lo faccio. Lo faccio cocco. Sempre. C'è pasta per vostra! A posto, è arrivato così, io... Favoriti! Buon appetito. Grazie. Sai qualcosa pure per me, Che stai è? Salvatore. Io te lo dico. Mamma mia. Forse sarà la moglie mio figlio mio che mi scrive. Povero figlio mio. Chissà che sta facendo a quest'ora. Perché la povera moglie d'amici. È proprio questo che mi scrive. Caro Salvatore. Spero che questi miei righi ti portano un po' di conforto. Io prego sempre il nostro Signore che ti faccia uscire al più presto, specialmente che fra non molto si avvicina il Santo Natale. Io penso che tra poco uscirai in libertà. Sì, me l'ha assicurato l'avvocato. Ha detto che per le feste natalizie tu uscirai e meno male saremo insieme con tuo fratello a Palermo, tutti quanti, siamo ospiti suoi. In quanto a nostro figlio, ho parlato col direttore del collegio e mi ha detto che fra non molto andrò a prendere mio figlio all'aeroporto di Palermo Punta Raisi. Ti bacio, Salvatore, la tua Assunta. Figlio mio, moglie mia, volessi tenere questo momento per abbracciare tutti e due. Non stancasse mai per la sa. Ma era a dire che per Natale sto a casa mia. Oggi non abbiamo rudice. Quindi si tratta di giorni e sto alla libertà, tu capisci? Si tratta di giorni. Natale mi faccio insieme a moglie e mio figlio mio. Bravo. Mi vado a fare a Palermo, a tuo fratello mi sposato in Disa, no? Mi fa piacere per te, ma io Anzi. non ci capisco niente. Che cosa? La lettera, che si mi ha mandato, ma non sa niente, sa solo due fogli di carta, tutto scritto, ma io... Che sta scritto? E che dai? Ma io che non so leggere, non so che ne so, perché non mi legge tu, oggi pazienza. Non sai leggere? No. Non c'è tenuto mai un tempo a scuola, capito? Questo sì, peccato che fa, io faccio peccato. È normale. Se quelli non mi hanno mandato a scuola, mi mandavano sempre a fare pochi contrabbando, la sigaretta, voglio va a vedere qua, va a vedere là, e io faccio fatto, sono venuto così, sono figlio della strada. Tu sai che ti voglio bene, Totò. Io ti ringrazio. Io non tengo né mamma né padre, non l'ho mai tenuta, che sono nato. Io papà... Non l'ho mai conosciuta io. I familiari miei. E a te ti voglio bene. Sì. Totò. Io sono stato sempre un tipo giusto. Totò, tu lo sai. Io sono stato sempre un tipo giusto. Ma stavolta non voglio arrabbiare con te. Sì, immagino arrabbiare. Ma che ti arrabbi? Vieni a leggere sta lettera, sta lettera. Che buona amici. Che stai capendo? Che ne sai? Tu mi hai fatto impressionare, sono stati chiusi, mi faccio arrabbiare, buona amico con me. Volevo confidare una cosa con te, ma visto che tu... Allora, leggi la lettera, per piacere, ma vuoi leggere la lettera? Sì, per favore. Niente cani. Grazie. Arrabbiato. Si chiede? Te l'ha già fatto? Hai capito? Te l'ha già fatto? E ti hanno fatto fare a me, Come fa, ma fammi
Te l'ha già fatto, non te l'ha già fatto? Oh, piacere leggi la lettera, te l'ha già fatto? Te l'ha già fatto, sì o no? Sì, o piacere la lettera sì, o piacere la lettera sì, altro no. Te l'ha già fatto? Sì, a lettera. Già, ma piglia mano, di. Oh, io guarda, chi sei fissato proprio? Dimmi, A te fa male sta accadendo, perché tu pigli certi brutti vizi. Oh, ma che stai capendo? Che ne sai, tu non c'è... Piglia mano la lettera, mantieni la mia. Ah, a lettera. Io mi faccio fatta moglie. Ma mi faccio pure la moglie, te ne paura. Dammi già, lei la moglie... Vabbè. Insomma, sei proprio curti cervello. Ma non hai capito tu che parli di moglie, ma come se fosse una cosa così, ma ci fai la moglie. Ma faccio che l'ambessa ambessa, ma lei che da 4 e 4 che scritto moglie. La lettura della lettera, no? Sì. Vai, leggi. Leggi, fammi sentire le parole che dice moglie, ma sai che belle. Napoli. Napoli 1, Juventus. No, poi Napoli 1, che se per leggere quello che dice moglie ci vuole l'interprete, capito? Ci vuole l'intrepido, io tengo un monello, è buono. Napoli 8. 8, guarda, 8, bello! Napoli 8. 8 Napoli, no 8 Napoli. È tua moglie che ha datato. Ha fatto un brodo con data, Ha datato tua moglie, scegli. Ha fatto... Ha dato doppia lettera, ha dato... Ha messo la data in cui hai scritto... ha dato la lettera, io capitano fatto, ha dato, come parla? Napoli 8, 12... 8, 12... 69. Dice, giù qua, ma te ne sic. Cara, chi è più cara? Cara da Tunnillo. No, perché ha già caretta, ha già capito? Signora, è cara, c'è nel senso buono, la chiamata cara. Una parola roce. Bella, dolce, io sono dolce, caro. Cara da Tunnillo, Bello, ti faccio a sapere che stongo buono, che stongo buono. Quello è stato sempre buono, infatti, che è mia voce. Solamente la sera dopo mangiate bippeto, io mi ricordo te. Io mi ricordo te. Che stai facendo? No, forse si mette a cantare quando no. No, signora, te se ricordi te, dopo mangiate bippeto. Dopo mangiate bippeto. La salute E mia. fammi avanti, non mi spazzo il filo ogni tanto. Ma che mo spizza tu, ne guarda. Non hai visto niente? Siamo un filo che non hai visto. No, filo lo discorso, non me ne hai spezzato. Sono filo lo discorso, fammi pazienza. Io mi ricordo te. Specialmente quando va che... Arua che moglie ma va. Quando va al gabinetto. Ma prego sa fa che ministro questo. Io in tuo gabinetto per te. In tuo gabinetto lei non c'è capito, ma perché io come che faccio il gabinetto? Non senti quello che viene a presa. Fammi finire parlare. Già, a come già spostare non mi piace. Fammi finire parlare. Fino a presa quello che viene. Fino a presa, che c'è? Specialmente quando va al gabinetto, io vengo a te. Guardate un po'. Ti vedo nel gabinetto. Figurati. Perché vedo l'asciugamano tu che sta sempre là. L'asciugamano. Ma torniamo a noi. Torniamo. Io penso che tu esci presto. Meno male, va. Ti dongo, che è giapponese questo. Ti dongo, Un'altra bella notizia. Bello, vai. Poche sere fa è venuta da me Amalia, la femmina di quella carogna di Vincenzino. Pupù, ha fatto Pupù a Amalia, si vede che si stava fammi finire legge. E io per lei ha fatto... Dale che giù. No, legge morirsi, cosa basta. E sono rimasto in coppa pure a Amalia, allora. Poverello mi faceva una pena. Poverello. Mi ha chiesto perdono che tu stai carcerato. E che ha detto che essa ha fatto arrestare a Vincenzino mentre cercava di combinare una partita di droga. Proprio come facetto con te e con Salvatore. Bravo, ha fatto arrestare chi lo fotenta. Vai avanti, vai avanti. A Salvatore. Vai avanti, vai. E a chi li poveri guaglioni. I compagni vostri. Perché essa sapeva che Vincenzo va mandato a fare apposta quel carico per fare stare a Salvatore e per si mettere con la moglie. Poi chi? La Vincenzo è stato... Come vedi è stato pagato con la stessa moneta. Hai capito? Spero che sei contento. Che quando prima ha detto all'avvocato che per te e Salvatore chiederà la carcerazione immediata. Immediata, però, io sono A innocente. queste sante feste di Natale le passiamo tutti quanti assieme a Palermo da suo fratello, fratello di Salvatore, cioè da Luigino. Vengo pure a Palermo, capito? Ti raccomando di questo che ti ho scritto, non dire niente a Salvatore. No, e chi dice niente? Se no caso c'era un'accisa e un inviso. Io non la dice niente. Ti abbraccio la tua moglie Teresa. Grazie. Grazie.
E non dacci niente, Grazie, Marò, ti ringrazio. Non so... Avevo sempre pensato che eri un fame. Conveniente. Non so stato io. Caccarogna. E non dacci niente. Che da lì, te lì. Assassino. Senti, vuoi dirmi pure a lontano, non niente da fare. Assassino, Marò. Non so fine sta con me. Assassino. Figlia, non vedi niente da sapere. Entrate qua, vedete, fatta la provvisoria, poi vi cambieremo a cella. Ti capisci? Non dire niente al Salvatore, ti la lettera, proprio la lettera, tac, tac. Faceva Poi erba e femmine non ci sai da fare. Femmini bus. What guarda che bella sorpresa che è venuto, guarda che ci so, che bella, una sorpresa proprio che non... Poi, oh, è una bella sorpresa. Per le sorprese più belle stai fa tu, vicino. E che sorpresa facci? Che le vanno a caccia dei poveri figli di mamma, mentre stanno in mezzo umano a rischiare la vita con portare a casa una borsa e pane per creature. Saccia tutto, obbediente, non ti può negare. Salvatore. Sono 8 mesi che sto carcerato, sono diventato poeta, scrive canzoni. Scrivi canzoni. La donna si è imparata pure a cantare. Ma tu faccio sentire? Lo vuoi sentire? Canta, Totò, canta. Canta, Totò, Io stiamo dando bella, io stiamo dando bella, ma perché mi hanno mandato qua? Io stiamo dando bella per farti ma chi si è morto? Oh, state zitto. Chi si è morto? Tu gli darai solamente una lezione invece le cis, ma che hai fatto? Ma sei pazzo? Chiamo il superiore, va. Che ha chiamato? Facci a pigliare sta carogna accademia. Che ha chiamato? State fermo. Non me ne pente quello che hai fatto. Un appuntamento è quello che non mi posso abbracciare più, figlio mio. Non posso far studiare più, figlio mio, capisci? Solo questo me ne pente e poi niente più. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, dammi sto cortile. Che vuoi fare? Dica che là già ci sia. Ma che stai dicendo? Tanti, io non tengo a nessuno che mi aspetta. Che me ne frega a me un anno e più, un anno e meno, tu tieni a figlio che da studiare. Là già ci sia sto guarnione. Là già ci sia. Non ti preoccupare, poi chiamiamo superiore e mi piglia tutta la colpa. Totò, io fuori pensare già a Teresa, moglie. Io tratterò con mano sola. Sarà la padrona della casa mia. E a te carcerato ti faccio fu signore. Non ti mancherà niente. Grazie. Io fuori ti posso dar mangiare. Tu no, a me. Perciò non ti preoccupare. Ti dico solamente grazie, Totò. Grazie a te. Grazie, Non ti Totò. preoccupare. Non ti preoccupare. Cammina, Geltrude, cammina, mi sembri una tartaruga. Fai un passo annanzi e 3 a rete. Ma tu che cosa vuoi da me? Che cosa voglio? Voglio che essere più svelto, devi camminare. Perché non ce la faccio più? E nemmeno io. Non sai che io mi vanno le scarpe strette. A te ti vanno le scarpe strette e mi fa arrabbiare a me. Mi devi fare innervosire. E non ti innervosire. Io me ne sono chiuso apposta dalla sala d'aspetto dell'aeroporto perché c'era un sacco di gente che mi dava fastidio. Ma quante persone che ci seguivano a dire chi fumava qua, non riesce che la pippa là, madonna santa, la capa che mi scoppiava, non ce la facevo più proprio, me ne sono dovuto andare.
gente che ci stava una mamma che aspettava i miei figli che vennero fuori per passare il Natale qui a Palermo con loro in grazia di Dio in famiglia, tutti quanti riuniti, come anche noi siamo venuti qui per passare il Natale a Palermo con il fratello di Salvatore tutti riuniti e si aspetta solo adesso il piccolo Peppeniello che viene dal collegio, speriamo che l'accompagni in ambrezza. Attenzione, Zitto. il signor Basilico è pregato di accomodarsi all'ufficio commissariato. Hai sentito? Vuole a te. Ma perché c'è zecchi? Come sono basilichi? Beh, non è la stessa famiglia, Basilico, Petrosini, sempre. Io sono Petrosini, chi è il cognome? Gertrude è il cognome. Attenzione, Zitto, un altro attenzione. avviso. L'aereo proveniente da Montreal viaggia con circa 40 minuti di ritardo. Ripetiamo, l'aereo proveniente da Montreal viaggia con circa 40 minuti di ritardo. Gesù, pure per cielo sto traffico. 40 minuti di ritardo, ma come si può fare? E io non ce la faccio più questi scarpe. Senti Gertrude, si continua ancora a dire scarpe, ti tagli i piedi con tutte le scarpe. Ma come no? Donna Teresa, ma che è successo? Mi pare di lui a novembre, vi siete vestiti tutta nera, non dicite una parola, state chiagnendo, ma che è successo? Ma vi parlate belle? Io oggi perso un marito e mi vestiva bianca. Guarda, perché l'hai persa tuo marito? Che è morto, sì, tuo marito è morto. È come se lo fosse. Ma non vi preoccupate, vostro marito quando prima lo vedrete vicino a voi, chi l'ha fatto strano, niente di mai straordinario. In fin dei conti come pornerà? 30-40 anni. 30 anni? Oh, madonna mia! 30 anni? 30 anni, hai detto 30 anni? Tu l'hai detto. Io ho detto 30 anni. Mamma mia, Tu l'hai detto 30 anni. Io non l'hai detto tu. Mamma mia. Vabbè, ma che devo stare zitto. Che vogliamo fare? Mamma mia. Ma riga così, Righio. Ma perché quello che ti tu hai pigliato è cisa a chist? Erano fatti le due. Chi sempre mi sengava che aveva follow-up, voleva follow-up, ma l'ha fatto buona a apparire. L'ha fatto bene adesso, l'ha fatto veramente. Ma ha già soffrito fuori. Io potrei sempre andare a luce, ma ci mi sei scarpatelle soie. Hai visto? Sì, potrei sempre andare a luce. Stai comodo con queste scarpe? Mi ricordavo. Donna Teresa, mi raccomanda? Chi è? Chi è? Donna Amalia. Ah, Donna Amalia. Donna Amalia. Voi state qua? Come state, donna Ma? State Non c'è bene? male, voi state bene? Donna Ma, chi lo doveva dire? Che voi con Donna Assunta diventavate tanta amica. Sì. Adesso loro sono andati a vedere l'aereo che fa Roma, Napoli, Palermo, a che ora arriva. Speriamo che arrivi presto. Sì. Io non ce la faccio più. Mi sta venendo un po' di freddo addosso, sapete? Qui nell'aeroporto c'è l'umido. fa friscolire. E non posso pigliare l'umido, sennò l'osso mi... Si trammena. Si trammena. Mi si rigidisce tutto, capite? Mi rigidisce, mi faccio duro, divento duro, donna Teresa. Sei rodaggio, poverino. Ma tu ti stiva a casa dal fratello di Salvatore. Guarda. Ti mettevo vicino a fuoco e così non ti morivi. Già, poi faceva una bella figura. Chi veniva a ricevere qui il grande professore Peppeniello? O veniva a ricevere solo tu? E dovevo venire anch'io. E intanto a me mi fanno male le scarpe. Zitta, stanno venendo Donna Assunta e Don Salvatore. Zitta, meno male, adesso arriverà sicuramente l'aereo. Stiamo tutti quanti qua, Don Salvatore? Don Salvatore, io non ce la faccio più. Perché? Che cosa ridi? Che tenete? No, non tengo niente, ma c'ho un freddo addosso che non vi dico. Pochi minuti ancora e poi ci andiamo, va Che bene? freddo. Nasce tu. Dice, le poche cognac, vostro marito. Proprio cognac, su questo freddo, ci vogliono proprio cognac. va bene. Ma che gli chiedete? Mia moglie me lo deve, ma tanto tempo fa. Adesso è finita, non c'è più, la bottiglia è vuota. Comunque mi sono informato, fra poco arriva Peppeniello. Meno male, Sì, l'accompagna all'istituto del collegio. Ecco, non è che viene solo il ragazzo. No, anzi facciamo una cosa, io in un bar, vi voglio offrire un qualcosa, va bene? A me che mi offrite? Quello che volete a disposizione. Io vorrei qualcosa per riscaldarmi. La cognac è buono. Se no mi prende... aspetta, come faccio a pigliare? Pigliatevi un curasso. Andate che curasso. Riscaldo. No, non mi c'è, come sta via? Quello che volete, andiamo là, prima, quello che volete che è la vita, non vi preoccupate. Va bene? Andiamo a prima, Vieni. Ma tu hai domandato a che ora arrivava l'aereo? Ma citt, sta per venire, non vi Ma pochi minuti preoccupate. avesse a stacca. Chiami giù Sa là, che gioia, che festa adesso. Chiama a Donna Ma, adesso che arriva Peppeniello, dobbiamo fare una grande festa, una grande gioia. Io ho pulito Voi ci riso, casa pensate? da ruta.
avete fatto un figlio professore. I sacrifici sono valsi. Andiamo al bar, Andiamo al bar. Io mi piglio una vecchia o bar. Andiamo a me la vecchia. Mi piglio una vecchia. No, una vecchia romagna. No, mi chiamo una vecchia. Vieni, cammina, muore subito. Ah, ma sei terribile, tu hai subare. Quando su adesso veniamo. Meno male, e chi so credere? Nato Natale insieme a pace della famiglia mia, non me lo immaginavo proprio. E chi so credere? Ma pare Milano che arrivo figlio mio, ma così mi posso stringere in due braccia a chi lo figliariello mio. E marito. È stata così buona l'avvocato che l'ha aiutato. E chi lo povero Totò. Speriamo che marito mi ci ha fatto un pack. Attenzione, attenzione. È in arrivo l'aereo proveniente da Napoli, diretto a Palermo. L'aereo stava arrivando. Astu. Salvato in viso. Astu. Stava nell'aereo che vogliono nostro. Yamma, portami, voglio vedere quando scende con Pascaletto, figlio mio. Sì, Yamma, Astu. Yamma. Salvato, Yamma. Signore e signori, il comandante avverte che fra pochi minuti atterreremo all'aeroporto di Palermo Punta Raisi. Si prega di allacciare le cinture e di non fumare fino all'arrivo in aerostazione. Grazie. Quanta gente si sono persi. La speranza è dura una casa. Punta Raisi, l'aeroporto della morte, quando vita innocente si sopperazza per te. Punta Raisi, mi distrutto sto cuore, ma che ho c'è la vita, la speranzato te. Quando strilla, quando pianta, si facevano sta gente, ma sparavano perché? Una mamma che aspettava in un abbraccio figlia sua, una sposa che aspettava in un abbraccio sposa sua. Se sopravvissuta lotta senza di poter abbracciare. Dopo un anno la disgrazia non sa pace che sto padre. Cerca e chiama il figlio suo. E nessuno mi risponde.
perduto un fondo mare. Punta Raisi, l'aeroporto da morte. Punta Raisi, mi distrutto sto cuore. Quando strilla, quando chianta, si facevano sta gente, ma sparavano perché una mamma che aspettava in un abbraccio figlia sua, una sposa che aspettava in un abbraccio sposa sua. Se sopravvissuta a lutto senza di poter abbracciare. Punta Raisi,